Laurearsi campioni e appuntare al petto lo scudetto veneto. È questo l'obiettivo che ogni anno si prefiggono le migliaia di tennisti che affrontano i campionati a squadre di Serie D. Solo i migliori arrivano alla tanto attesa Final Four organizzata dal Comitato regionale, che quest'anno ha scelto come sede lo splendido scenario di Galzignano Terme. Presidente, l'anno scorso eravamo ad Albarella, quest'anno siamo a Galzignano Terme, il Comitato regionale ci tiene a portare i suoi atleti in strutture sicuramente importanti e belle anche da vedere, non solo per giocarci a tennis. Sì, è una manifestazione eccezionale che è la chiusura un po' della stagione, è una manifestazione in cui partecipano circa 500 squadre, quindi è proprio l'attività di base e ci teniamo a far conoscere ai nostri giocatori, ma anche attraverso Super Tennis a tutti i tennisti italiani le stupende strutture di cui gode il Veneto. L'anno scorso eravamo ad Albarella, quest'anno siamo qui con uno scenario strepitoso, stupendo, all'interno fra l'altro di una struttura che ha anche un'altra attività che è il golf. Ci sono 6 campi da tennis, un ambiente naturalistico bellissimo come quello anche di Albarella e ci teniamo quindi a far vedere che il tennis sta crescendo anche dal punto di vista delle strutture. Questa è una struttura estiva veramente notevole e io spero che i nostri circoli cominciano a mettere mano anche a una ristrutturazione degli impianti invernali, perché purtroppo in Veneto si gioca al coperto per 6 mesi, abbiamo ancora strutture degli anni 80, credo sia opportuno cominciare a fare qualcosa per rendere il tennis all'avanguardia. La Federazione Centrale sta facendo un grosso sforzo con il fondo rotativo di 5 milioni di euro per cercare appunto di dare un input e un incentivo a quei circoli che vogliono crescere dal punto di vista anche delle strutture. Ovviamente parliamo di strutture, ma qui chi è venuto oggi insomma vuole portarselo a casa questo scudetto. Sì, beh, è chiaro, la serie di 1, di 2, di 3 per i circoli, per i giocatori di base sono 4 mesi di grandi attività, di grandi sforzi per cercare di arrivare poi a questa fase finale per stare anche assieme, quindi fare aggregazione 2 giorni in un ambiente bello in modo tale che possano vivere al meglio questa esperienza sportiva tennistica. Gli scudetti assegnati anche quest'anno a Galzignano, che ha visto anche la consegna della Team Cup, la coppa assegnata alla società che più si è distinta nel corso dell'anno per numero di squadre messe in campo e per i risultati raggiunti. Per il 2017 la Team Cup è stata assegnata ex aequo al TC Noventa Vicentina e alla T Verona. Enrico Zen, l'appuntamento con queste finali, anche quest'anno grandi numeri. Sicuramente anche quest'anno abbiamo superato abbondantemente le 500 squadre iscritte ai campionati di Serie D e oggi ci troviamo qua in questa grande festa per tutti quanti. Numeri in crescita, quelli delle squadre venete per una formula ormai consolidata. Grandi numeri, formula la ricordiamo. La formula si parte sempre con dei gironi all'italiana dove giocano tutte con tutte, le prime 2 classificate passano a un tabellone a eliminazione diretta per tutte quante le varie fasi e poi si arriva a questa finale dove li raggruppiamo tutti quanti insieme. Dietro ad un evento come le Final Four di Serie D ci sono mesi e mesi di lavoro del Comitato regionale impegnato a garantire il successo di una manifestazione che coinvolge tantissimi giocatori. Alessandro Zambon, un grande lavoro, quello del Comitato regionale, per riuscire a organizzare un evento che coinvolge tantissimi giocatori. Sì, quasi una settantina di giocatori, più i capitani, più gli accompagnatori, che non si sono fatti pregare perché il posto è molto bello, la location ha riscosso subito consensi e quindi 120-130 persone. È una tradizione questa del Comitato regionale di voler organizzare le finali tutte assieme, in questo caso quelle della Serie D, proprio anche a rappresentare non solo un momento di sfide ma anche di convivialità e di senso proprio di appartenenza al Comitato regionale. Certamente, abbiamo studiato una formula particolare che prevede l'inizio delle gare il sabato pomeriggio e la conclusione la domenica, diciamo, entro le prime ore del pomeriggio. Quindi si gioca in 2 fasi diverse
e si pernota qui presso la struttura, ci sarà la cena di gala ed è un'ottima occasione per stare insieme, per conoscersi meglio e per parlare di tennis, ma non solo. Accanto a quello del comitato, un ruolo fondamentale per il corretto svolgimento del campionato a squadre di Serie D è quello degli ufficiali di gara. Quanto complicato è organizzare un campionato che conta oltre 500 squadre? Sicuramente per quello che riguarda già il comitato per la commissione campionati a squadre è un qualcosa di impegnativo, soprattutto per seguire tutta la logistica in modo che funzioni tutto nel corretto modo, nel rispetto dei regolamenti e dell'equità. Dal punto di vista degli ufficiali di gara è altrettanto impegnativo, in quanto comunque bisogna garantire la copertura di tutti gli incontri e anche ovviamente con la giusta professionalità a garanzia del rispetto delle regole. To get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now. Una grande festa del tennis, questo sono le Final Four e per vederlo basta fare un veloce giro tra i campi e parlare con alcuni dei protagonisti. È la prima volta per me in questa esperienza, la finale di una Serie D. È da 5 anni che perdiamo sempre l'ultimo turno dei playoff e finalmente ce l'avete fatta. Siamo riusciti ad arrivare in finale perlomeno. È un'occasione per trovarci e passare 2 giorni insieme e soprattutto anche con appunto le altre squadre e stringere magari anche amicizia. E questo è uno sport che unisce e siamo contenti appunto di praticarlo. Dimmi un po', ma quando gioca un tuo compagno tu fuori soffri forse anche di più di quando giochi tu? Delle volte è anche più faticoso stare fuori e guardare gli altri piuttosto che giocare, magari in campo si sente meno la tensione perché giochi e pensi a fare il punto, non a vincere magari. Che esperienza sono queste finali, insomma tutta la Serie D, 2 giorni sugli stessi campi? Devo dire un'opportunità che il comitato ci dà, è veramente eccezionale, tutte le squadre qui, specialmente per i ragazzi, anche per noi capitani, però l'obiettivo è il tennis giocato, perciò... Come capitano un ruolo non da poco. Beh, oddio, diciamo che è un ruolo alla fine marginale perché sono i giocatori che fanno di più. Il capitano cerca di aiutare nel possibile, però ecco. E soffre più di tutti perché loro almeno scendono in campo, si sfogano seduti lì. Il capitano soffre in silenzio sulla panca. Tu hai appena finito di giocare, insomma che esperienza è questa Final Four qui 2 giorni tutti assieme, non solo con le tue compagne di squadra ma anche con le tue avversarie? È bello trascorrere questi giorni assieme giocando uno sport bello come il tennis. Diciamo che anche il contesto logistico è stupendo, per cui poter giocare a tennis in una zona così splendida come questo circolo è già un successo, diciamo. Poi vedere anche altri giocatori, altre squadre di altre realtà è sicuramente positivo. Eravamo partiti dalla D3 noi due e siamo riusciti a passare in D2 e infatti non pensavamo che... E anche per te la casa. E adesso che siete qui? Proviamo a vincere. È un'esperienza bellissima, nuova per noi, tra l'altro primo anno insieme a fare la squadra di 3 femminile, siamo sorelle, quindi no, sicuramente è magico, il posto è bellissimo e adesso le terme però. Sì, è vero, infatti tutti mi dicono sì, qui ci si diverte alle terme, però alla fine chi viene qui ormai ci prova, no, ad arrivare fino in fondo. No, infatti intanto abbiamo vinto la prima partita, domani siamo cariche per il secondo singolare e poi eventualmente il doppio spacchiamo di più. Ma se tua sorella perde cosa le dici? Sorrisi come questi nella 2 giorni di Galzignano se ne sono visti davvero tanti per la soddisfazione del comitato regionale ma anche del Tennis Montecchia che gestisce la struttura. Abbiamo preso in gestione il circolo che in effetti era un po' stato lasciato in abbandono e abbiamo iniziato all'inizio a portare l'attività agonistica dei ragazzi. Abbiamo organizzato diversi tornei e questo ci ha dato degli ottimi riscontri e grandi soddisfazioni. E dopo il successo della Final Four, il club è già pronto a nuovi traguardi. E avremo intenzione la costruzione di 2 campi di padel, che sembra che sia uno sport che va molto,
e trasformare il campo da calcio in un campo in erba naturale e sfruttare per cui l'esperienza dei nostri vicini golfisti, portare 2 anche 3 tornei open. Intanto Galzignano si gode ancora il successo della Final Four di Serie D. Una formula, quella delle finali di categoria raggruppate tutte in un'unica sede, ideata per la prima volta proprio dal Comitato Regionale Veneto per le Final Four giovanili. Adesso abbiamo una nuova idea, abbiamo l'idea di fare la stessa cosa anche per i veterani che fanno una finale a Verona, Belluno e Vicenza nelle varie località. Sarebbe bello, opportuno, e stiamo già studiando la location e anche quello che è il luogo giusto da fare questa manifestazione. Pensiamo di riunirli per la finale in un unico posto, quindi tutte le attività a squadre, tutte le finali saranno ovviamente un momento di aggregazione e un momento anche di festa. L'appuntamento dunque per questa novità è il 2018? Sì, stiamo studiando nel 2018, ovviamente devo anche controllare bene dal punto di vista finanziario come siamo messi. Sì, perché bisogna dirlo, insomma, voi per fare questo ovviamente impiegate molte risorse, però è una cosa a cui tenete tanto. Sì, se io non spendo i soldi per le società, per gli affiliati, per i giocatori, credo che questo è l'obbligo principale da parte di una federazione, di un comitato, quello di riversare i soldi proprio sull'attività sportiva da parte dei nostri giocatori.